caratissimi, oltre al Cristo, anche fai video col flash, cos'è sta novità? Go da guidare anche col gatto orbo, però guarda i lati positivi per un gatto orbo, non che dà fastidio ste che pianti il flash in oggi. Non li ga. Caro diario, praticamente quella sera, già appena partiti, l'Emi ci stonfò il bagno di pisce, tutto pisciato, lei tutta pisciata. Adesso abbiamo pulito il bagno, avevamo portato un materassone di scorta per lei, l'altro è attaccato fuori nell'attaccapanni, quello tutto pisciato. Adesso ci fermiamo in area camper a Ravenna, così carico l'acqua, lavo il cane, chissà che magari alle 3 di notte vado a dormire per poi proseguire. Enjoy la van life col cane. Siamo nell'area camper di Ravenna. Questo posto l'avevi già visto, te l'avevo già puntinato, e anche il bellissimo parco Teodorico, diciamo come che voi, che è qua attaccato. È gratuita, a carico e scarico. Si aspetta che Giacomo tenia particolarmente, fate vedere sottottole. Ecco, e tu? È il regalo di Natale. Eh sì, siamo qui, con tutto il rispetto, solo ed esclusivamente per spezzare il viaggio. Non che Ravenna non meriti una visita assolutamente, solo che l'ho già vista non in camper, ma in una gita che non feci nel senso cacca, in auto. 3, 2, 1, pronti, lancio! Ho vinto. Qui ragazzo, in questa clip tu sei partito dall'area sosta camper di Ravenna, attenzione perché ce ne sono due, comunque dall'area sosta camper di Ravenna, quella attaccata alla statale, perché veramente sono 200 metri di strada, in direzione Cisternino, che è un paesino, una cosa da ricchi. Guarda, di questi ne ho visti tanti, aspetta che ti zoom, guarda, questi camper cambiano qua, anche al nord da noi. Ci seguono ormai, ma guarda che deve essere proprio carino secondo me. È mansardato, sai che io da una parte, come si dice, parlo bene dei mansardati, dall'altra insomma non è che mi piacciono più di tanto, cioè parlo bene perché ovviamente ti offre un disastro di spazio in più rispetto a un camper normale, perché il letto si annienta, quindi qua hai tutta la parte vivibile, hai capito? Appunti interni: da Venezia fino a Ravenna abbiamo trovato 7 posti di blocco, da Ravenna fino a Bari neanche uno. Ragazzo, qui sei nell'area camper gratuita di Cisternino, in realtà è un parcheggio promiscuo enorme. Lo fate vedere anche questa parte qua. Quale ha il carico e scarico, non ha la corrente, ma insomma già il carico e scarico è una cosa più che come si dice ringraziabile. E non sappiamo nulla, assolutamente nulla di Cisternino. Dobbiamo trovarci qui perché è vicino a un paesino dove abita l'amico di penna di Giacomo, e in quel paesino, quel campo non ci si poteva entrare, e pertanto ci si troverà qui. Sono simpaticissimi da vedere i murales. Qua ti prendi le bici a noleggio, le bici invisibili. Guarda i resti di un antico trullo, mentre io ti dico che è usanza da parte nostra visitare i posti prima di notte e poi il giorno dopo, in modo tale da assaporarne entrambe le facce. Anche c'è il distributore che vendono i ghiaccioli. Sentiamo qua la musica. Foglie d'Africa. È bellissimo sentire karaoke così in questo paesino dove non sono stato mai più solo di così. È notte ma vorrei che fosse presto lunedì, con gli altri insieme a me per fare la città, con gli altri chiusi in sé che si aprono al sole come fiori quando si risvegliano, si rivestono, quando escono, partono, arrivano, ci somigliano angeli avvoltoi, come specchi gli occhi nei volti perché gli altri siamo noi. Oh, 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 oh. I muri vanno giù al soffio di un'idea, alla come Gesù in chiesa o dentro una moschea, e gli altri siamo noi, ma qui sulla stessa via, figli a casa.
solamente eroi, lasciamo indietro i pezzi di altri nodi che ci aspettano e si chiedono perché nascono e subito muoiono. Forse rondini, foglie d'Africa ci sorridono di malinconia e tutti vittime e carnefici, tanto prima o poi gli altri siamo noi. In questo mondo gli altri siamo noi. Gli altri siamo noi. Noi che stiamo in comodi deserti di appartamenti e di tranquillità, lontani da Ma è bellissima Cisternino, ragazzi, veramente. La luna. Guarda che robe. Dall'area camper al centro storico ci sono circa 5 minuti di cammino. E io penso a questi poretti quando tornano a casa ubriachi spolpi. Che svolate che si fanno! Il bicchiere da nobile. Credo, penso, spero, Ah. mi pare. Oh, buongiorno! Che bello iniziare la giornata senza escrementi. Sì, col vomito del gatto va bene, però senza escrementi. Quindi insomma diamo un po' il turno. Diciamo che nel mio camper c'è una guerra batteriologica in corso. Ah, che bella vista che è Giacomo dal lettino. Giacomo, porco cane. Mi è piaciuto un botto ieri sera, seppur sia durato poco, il classico raduno, no? Dei ragazzi del sud con le macchine, sai, degli scooter, le impennate, eccetera. Non che anche noi non facevamo queste cose, però non so, qua sono sempre un po' più folcloristiche. Mi piacciono la mente. Sono niente 1000 chilometri di strada e mettere in ordine il casino che fa Alessia. Perché guarda la differenza tra il Veneto e qua, no, non si vede. Cioè da noi se guadagni un ampere è tanto, qua stiamo guadagnando più di 16 ampere e siamo a dicembre. Differenza tra vederla di giorno. Che figata, bellissimo. ma tanto prima o poi gli altri siamo noi. In questo mondo piccolo oramai gli altri siamo noi. Sì, gli altri siamo noi, fra gli indios e gli indù, ragazzi in farmacie che ormai